L'evento oggi inizia con il primo canto della prima cantica della Divina Commedia, cioè dell'Inferno. Quindi scopriremo come iniziò il viaggio di Dante nel primo regno ultraterreno, nel regno del male. Allora, il canto inizia con 3 versi famosissimi, che ricordiamo tutti. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Nel mezzo del cammino, quindi a metà della mia strada, del mio viaggio, di nostra vita. Perché Dante dice di nostra vita? Perché parla per tutta l'umanità, quindi un uomo che parla per tutti gli uomini. Nel mezzo dell'età, quindi nel mezzo dell'età, del cammino, della nostra vita, quindi della vita umana, mi ritrovai, quindi prima persona, quindi adesso è Dante uomo solo che parla, ma ha in sé tutto il peso dell'umanità, di tutti gli uomini. Mi ritrovai per una selva oscura, quindi in una foresta oscura, perché la via del bene, quindi la via diritta vuol dire la via del bene appunto, la via giusta, era smarrita, avevo perso la retta via. Che cosa vuol dire? Noi dobbiamo immaginare che l'intera Divina Commedia è stata scritta seguendo l'allegoria. Che cos'è l'allegoria? Nel Medioevo l'allegoria veniva utilizzata nella letteratura per spiegare semplicemente un concetto che poteva essere in realtà difficile. Magari per un contadino che non poteva capire subito la selva oscura, l'allegoria aiutava a capire che in realtà la selva oscura era un periodo buio della vita di un uomo, vuol dire che l'uomo è caduto in peccato. Quindi Dante dice: a metà della mia vita mi sono ritrovato nel peccato, quindi in un momento buio, mentale, perché avevo smarrito la via del bene. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Questa pesantezza Dante ce la rivela anche nelle parole, nei versi che lui scrive. E sta selva selvaggia e aspra e forte. Sentite com'è pesante. E cosa dice? Cioè oimè, quanto è difficile da dire questa sensazione che io vivevo, quanto è pesante questa selva selvaggia, piena di pericoli e forte nel senso dura, proprio difficile da superare, che solo a ripensarci mi fa tornare la paura. Quindi immaginate che periodo buio stava vivendo l'anima di Dante. Tanta è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che io v'ho scorte. Io non so ben ridir come io v'entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Dante per spiegare questa selva dice: questa selva era così angosciante che solo la morte la può superare, e la morte noi sappiamo che è il pensiero peggiore negli uomini, è la paura maggiore in un uomo. Ma cosa dice? Qui ci dà una piccola speranza, però Dante. Ma per parlare del bene che io vi trovai, quindi ha trovato un bene in questo cammino, in questo percorso, dirò delle altre cose, quindi parlerò di altre cose che io ho visto, che ho incontrato. Quindi il canto inizia in un momento oscuro, quindi un momento triste di Dante dentro la selva, ma Dante ci rivela anche che arriverà al bene, che tratterà anche del bene, ma prima dovrà raccontare di altre cose. Io non so ben ridire come io v'entrai, cioè Dante dice: io mi sono talmente perso che non posso spiegare come sono arrivato nella selva oscura, non ve lo so dire. Tanto ero pieno di sonno a quel punto, quindi ero pieno di sonno, non un sonno come intendiamo noi, cioè che stava dormendo, ma si tratta di un sonno mentale, perché Dante si trova nel peccato, nella selva oscura del peccato. Perché è un sonno mentale? Perché Dante ci rivela che il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo è quello dell'intelletto. Essere in assenza dell'intelletto vuol dire cadere in un sonno, quindi cadere nel peccato, per questo sonno mentale. Per questo Dante dice di essersi addormentato, quindi lui non sa, dice che era pieno di sonno, quindi ormai il peccato si era impossessato della sua anima, che la verace via abbandonai, che abbandonai la via della verità.